Ed eccoci alla battuta finale di questa prima parte di Cronache Trevigiane. Stiamo parlando di commercio, partendo da Treviso ci allarghiamo al Paese Italia. Con noi il vicepresidente Colucci di Confcommercio, piacere, benvenuto a Cronache Trevigiane. Lei ci aiuterà a gettare così un fascio di luce su quella che è la situazione intanto nazionale del settore appunto commercio in Italia. Come sta? Tutti i settori stanno soffrendo e direi che il commercio e anche i dati in generale lo confermano, è in un momento di grande sofferenza. Ecco, si è parlata proprio oggi di town economy, quindi la città al centro dell'economia. E quando si parla di città noi pensiamo a Treviso, si parla di centri storici e di commercianti in cui forse va riscoperto anche il valore proprio del rapporto umano tra persone. Questo è quello forse che il cliente cerca in primis. Bisogna ritornare a vivere le città sia dal punto di vista commerciale, dei servizi, far ritornare sia i cittadini che anche le attività e non solo di commercio, perché questa è la base per ricostituire quella che era l'antica missione dei centri storici. Parliamo solo un attimo invece del ruolo della politica. Oggi ci sono rappresentanti proprio delle amministrazioni locali e regionali e la politica può avere un grosso ruolo, può dare una grossa spinta. Forse in passati siamo stati, vogliamo essere buoni, dire siamo stati un po' ammagliati da centri commerciali, da grandi iper. Credo che oggi ci sia una riflessione, non solo in Italia, ma in tutta Europa, anche in Francia, che era la patria dei centri commerciali, a seguito di quello che questo fenomeno ha prodotto, di rivisitazione di quello che deve essere, quello che deve essere fatto. La politica capisce che non deve favorire in modo diciamo marchiano proprio la nascita solo di centri commerciali, ma deve in questo momento fare un po' marcia indietro e finanziare, come sta finanziando, la incentivazione e la crescita di nuovi insediamenti anche di botteghe artigianali, commerciali, servizi nei centri storici. Vicepresidente, la ringraziamo per essere stato con noi, è stato molto chiaro, è stato interessante davvero il suo intervento. In bocca al lupo chiaramente a Confcommercio e ai commercianti d'Italia. Cronache Trevigiane, la prima parte finisce qui, adesso davvero un pochino di pubblicità e poi vi lascio con Luca Pinze per la seconda parte. Seconda parte di Cronache Trevigiane, davvero particolare. Tra poco avremo ospite il prefetto di Treviso e Sua Eccellenza il Vescovo di Treviso che sta per cambiare diocesi, quindi anche Cronache Trevigiane vuole portare il proprio saluto, ma di tutte queste analisi che faremo vogliamo cominciare con un'analisi economica. E qui con me abbiamo il presidente Federico Tessari, presidente non solo di Camera di Commercio di Treviso ma anche di Union Camere Veneto, e a lei presidente vogliamo chiederle un po' di fare il punto della situazione, lo stato dell'arte della Treviso economica oggi. Mi pare che siamo sulla linea del rimbalzo tecnico. Abbiamo iniziato con ordini, con fatturato, mi pare che siamo a livello industriale più un 1%, devo dire che un più 1,8% anche sull'agroalimentare, siamo usciti dal tunnel, per cui credo che sia importante cercare di vedere nel mercato quali sono le dinamiche, fare molta attenzione all'internazionale, ma soprattutto anche elevare la qualificazione interna e la riorganizzazione aziendale. Il merito di questa capacità anche dei trevigiani di assorbire la crisi e di rilanciare immediatamente la ripresa sta negli uomini. Il vero vantaggio competitivo del nostro sistema economico è il capitale umano. Su questo si fonda tutta una serie di processi che sono quelli chiaramente che hanno capito in modo dinamico
qual era il riposizionamento aziendale, la riconversione aziendale e anche l'intercettare nuovi mercati nell'esportazione. Con questo dinamismo siamo riusciti a superare anche queste difficoltà. Bene, ringrazio il presidente Federico Tessari. Educare la società per non lasciarla cadere. Se ne è parlato a fonte al centro professionale, tanti interventi, tanti spunti davvero da non perdere. A tra poco e poi sentiremo anche il prefetto di Treviso e il vescovo Andrea Bruno Mazzoccato. Formazione professionale e responsabilità educative complementari. Questi i temi su cui ci invita a riflettere Giancarlo Denardi, presidente del CFP Fondazione Opera Montegrappa. Viviamo ancora un concetto di formazione professionale con un ruolo ancillare rispetto alla scuola, mentre qui abbiamo la possibilità, e lo dimostrano tutti i giorni i giovani, di recuperare capacità, intelligenze, capacità imprenditoriale, di autoimprenditorialità veramente sorprendenti. Il problema sta nella giusta valutazione al momento della scelta scolastica, ma perché? Lo abbiamo chiesto a Mario Pozza, presidente di Confartigianato Marca Trevigiana. C'è un problema nell'orientamento, i docenti non danno quel segnale giusto ai genitori per valorizzare la scuola professionale. È considerata una scuola non al loro livello e questo ovviamente ne crea imbarazzo da parte anche dei genitori a volte che dicono: ma mio figlio va alla scuola professionale come se andasse in un lazzaretto. Non è così. La scuola professionale dà delle opportunità al mondo del lavoro in tempi certi e soprattutto un futuro. E del futuro della formazione professionale abbiamo parlato con il vicepresidente della Regione Veneto, Franco Manzato. Il modello veneto sulla formazione professionale è un modello che deve essere salvaguardato, tutelato, perché è un modello che sta rendendo importante e competitivo anche il sistema economico. Un appello rivolto dal mondo della scuola professionale a docenti, operatori, genitori, mondo della politica e dell'imprenditoria, perché educare la società guidando nei processi di crescita significa non lasciarla cadere. Rientriamo in questo studio ideale di Cronache Trevigiane. Come promesso abbiamo ospite il prefetto di Treviso. Buona giornata prefetto, stiamo per incontrare con Cronache Trevigiane anche il vescovo, per questo saluto immagino che vuole unirsi a noi. Certamente l'occasione ulteriore per congedarci dal nostro vescovo, che continueremo a seguire come abbiamo seguito anche in passato, pur in una giurisdizione diversa. Io ne approfitto per chiederle un'analisi di questa provincia di Treviso oggi. Che momento stiamo vivendo dal suo punto di vista? La nostra provincia attraversa anch'essa un momento critico sotto il profilo economico, sotto gli altri profili occupazionali, per certi versi in misura forse più attenuata rispetto al generale temperie del resto dell'Italia. Parlando di sicurezza? Sicurezza è un periodo invece molto positivo, favorevole. Assistiamo ad una decrescita dei reati, ad un miglioramento della situazione generale. C'è qualche obiettivo nel cassetto del prefetto di Treviso per le prossime settimane? I nostri obiettivi è quello di proseguire sulla strada intrapresa nei più vari profili, dall'ordine alla sicurezza, al concorso con tutti gli apparati nel sovvenire alle esigenze di questa collettività. Io la ringrazio davvero della partecipazione, di questa testimonianza. Noi ci fermiamo qui, un servizio di Cronache Trevigiane e poi l'atteso incontro con il vescovo di Treviso. A tra poco.